Sono partite in tutta la regione le misure urgenti contro la diffusione della peste suina africana dopo i casi individuati in 3 allevamenti in provincia di Pavia. Nel Padovano, soprattutto nel Montagnanese, zona di produzione dei prosciutti DOC, sono presenti 267 allevamenti registrati per un totale di 104.000 capi e 26 milioni di euro di fatturato complessivo annuo. Le misure urgenti riguardano nello specifico le movimentazioni degli animali che potranno essere spostati solo previo controllo veterinario da ripetere ogni 72 ore e dopo comunicazione all'ULSS competente per territorio e l'adozione di particolari misure di disinfezione e igiene in tutta la filiera. Il presidente di CIA Veneto, Gianmichele Passarini, rassicura: finora nessun caso si è registrato in Veneto. La peste suina africana non è pericolosa per l'uomo, ma si trasmette tra i cinghiali e i maiali. La presenza di ungulati, in particolare nella zona dei Colli Euganei, rende il Veneto potenzialmente interessato. Per questo serve l'azione dei selecontrollori per evitare che la malattia si trasmetta a suini sani che dovrebbero essere, nel caso, immediatamente abbattuti.